via Mora Alberti di Macerata assaltata dai ladri che devastano uffici e negozi andandosene senza nulla ma lasciando danni ingenti. Lo sconforto del titolare che si rivolge ai malviventi, questa energia usatela per un lavoro onesto. Sfiorata un'altra tragedia sul Piave, 53enne albanese rischia di annegare a Fagara di San Biagio di Callalta. L'uomo salvato portato a riva ricoverato in ospedale. La Lega raduna a Treviso 450 amministratori da tutto il Veneto per stilare il programma per le regionali, ma di fatto mostra i muscoli agli alleati, con Salvini che ribadisce il candidato presidente sia leghista. Obiettivo centrodestra unito dunque, ma Conte avvisa gli alleati meglio sole che male accompagnati. Il segretario Stefani frena la corsa in solitaria, decide il direttivo regionale. Atteso il ritorno in Italia della salma di Andrea Zanin, 35enne, giovane papà di Moriago, morto domenica scorsa in un incidente in Croazia. Il cordoglio del sindaco, già 8.000 euro di raccolti nella gara solidale per la famiglia. Un consistente sversamento di gasolio nel Sile preoccupa i residenti della zona di via Alzaia. All'altezza di Fiera, vigili del fuoco posizionano barriere assorbenti. Un gruppo di insegnanti trevigiani ha portato una lettera in questura per denunciare la tragica situazione di Gaza. Oltre 100 firmatari, gesto simbolico dicono ma necessario. Al via da oggi anche nella Marche i saldi estivi dureranno 2 mesi, primo giorno a caccia di offerte. Le famiglie trevigiane spenderanno in media poco più di 200 euro. La musica, Villa Guidini tutto esaurito per il concerto di Edoardo Bennato, una serata tra rock e blues che ha incantato Zero Branco. Buonasera, bentrovati, edizione di Treviso dei nostri telegiornali in apertura alla cronaca. Lo avete sentito anche dai nostri titoli, ladri in azione la notte scorsa a Macerata nell'azienda dolciaria Mora Alberti di Macerata, appunto specializzata in dolci e semifreddi esportati in tutto il mondo. I malviventi hanno devastato uffici e parti del negozio senza portare via niente, la disperazione del proprietario. Pazzesco! Questo è il commento di uno degli operai di turno alle 6 alla Mora Alberti di Candelù di Macerata, quando entrando si è accorto di quanto aveva combinato una banda di ladri maldestri nel corso della notte. Che fossero ladri lo dimostrano questi registratori di cassa del negozio devastati, che fossero maldestri il sangue che uno di loro avrebbe lasciato ferendosi per forzare uno dei cassetti peraltro vuoti. Un binomio ladri maldestri che si è ripetuto ovunque, dal buco sul muro per entrare in un ripostiglio sottoscala facilmente apribile da una porta con tanto di chiave su, alla scalata di oltre 5 metri con sfondamento del tutto inutile di questo vetro per entrare in uffici dove le transizioni finanziarie non si fanno più per contanti da quasi 10 anni. Ma secondo lei che cosa stavano cercando? Bah, credo soldi, da quello che ho potuto vedere dal disastro che hanno combinato cercavano sicuramente cassette, casse, dove c'erano contanti. Collaboratori che dopo i rilievi delle forze dell'ordine con titolare e sua sorella hanno provveduto subito a pulire e rimettere in ordine tutto. Sono stati un gran bel gruppo, per cui sono parte della famiglia, dell'azienda e grazie a loro che in questa mezza giornata abbiamo ripristinato in così poco tempo. Sì. Insomma, vi siete messi tutti insieme? Assolutamente sì. Danni importanti ma limitati alle cose e sconforto da parte del titolare e del suo gruppo per un'azione che alla fine non è servita a nessuno. Per questo Giovanni Moratto lancia un messaggio ai ladri sprovveduti e maldestri che hanno rischiato e faticato, combinando solo tanti danni per niente, arrivando ad offrirgli un lavoro. Abbiamo bisogno di figure, gente a cui offrire un lavoro onesto, lavoro che abbia un senso di costruire un futuro. Credo che con queste energie si costruisca poco futuro. Così insomma da Macerata, mentre dobbiamo darvi conto di un'altra tragedia, questa volta fortunatamente sfiorata sul Piave dopo la bambina morta a 9 anni a Pederobba domenica scorsa. Il 21enne venezuelano che aveva perso la vita lo scorso 18 giugno a Fagarè di San Biagio di Callalta, e proprio a Fagarè nel pomeriggio poco dopo le 15 un 53enne di origine albanese residente a Ponte di Piave si è sentito male in acqua rischiando di annegare. Dopo l'allarme dei presenti, i soccorsi immediati hanno consentito di portare a riva l'uomo. Sul posto vigili del fuoco, carabinieri, l'elisoccorso che ha portato il 53enne all'ospedale di Oderzo dove non è in pericolo di vita.
E ora apriamo la pagina politica perché a Santa Caterina, a Treviso, gli amministratori della Lega sono stati radunati per stilare il programma per le regionali di novembre, di fatto una prova di forza del partito, l'obiettivo correre in coalizione per il segretario Stefani, ma Mario Conte dal palco avvisa meglio soli che male accompagnati. La nostra forza sta nei nostri valori, la nostra forza sta negli amministratori locali e nell'esempio di buon governo che abbiamo dimostrato nei territori. Patti chiari, amicizia lunga con tutti e se serve meglio soli che male accompagnati. Davanti a 450 amministratori leghisti, il padrone di casa Mario Conte chiude il suo intervento interpretando il sentimento della base leghista e strappando un lungo applauso. L'avvertimento è per gli alleati, in particolare Forza Italia, dopo i ripetuti attacchi al governo della regione, ma la linea scelta dal segretario regionale Alberto Stefani è quella di parlare della Lega e non degli altri, riempendo il salone di Santa Caterina con sindaci e consiglieri, frutto del radicamento del partito nel territorio, e non è mancato il ricordo del sindaco leghista per eccellenza. Non possiamo non ricordare Giancarlo Gentilini. Da Tokyo il segretario federale Matteo Salvini assicura che farà di tutto perché sia la Lega a esprimere il candidato presidente. Ci tenevo a dirvi che faccio e farò di tutto perché il buon governo leghista del Veneto possa avere continuità, senza togliere niente a nessuno, garantendo l'unità del centrodestra che è un bene prezioso in tanti comuni, però io penso che l'eredità di Luca Zaia e della Lega possa trovare in un uomo o in una donna della Lega, con una squadra assolutamente all'altezza, altri 10 anni di buon governo. È una Lega che vuole mostrare agli alleati la sua predominanza nel territorio, quella di Unità Treviso, senza essere prepotente. Parla di programmi per le regionali, Stefani, di visione che viene dal basso, di sfide per il futuro. Misura le parole, ma l'obiettivo è dimostrare il peso specifico del Carroccio in Veneto. Oggi noi non siamo qui contro qualcuno, non siamo qui contro una coalizione, siamo qui per costruire insieme il futuro di questo territorio. Siamo qui per costruire e disegnare insieme ai territori, ai sindaci, agli amministratori, alle comunità locali quello che è il programma elettorale dei prossimi anni, quello che è il programma amministrativo della prossima regione. Non siamo contro nessuno, nel senso che siamo aperti a una coalizione, come io ho sempre sostenuto, una coalizione di governo a livello nazionale, a livello regionale e a livello locale, però è anche vero che la Lega a livello territoriale ha una classe dirigente molto importante. Noi facciamo la nostra parte, iniziamo portando il nostro contributo. Non siamo qui per lanciare candidature, per lanciare corse in solitaria, siamo qui però per costruire il futuro del Veneto. La base ha il diritto di dire la sua, ma le decisioni le prende il direttivo regionale, aggiunge il segretario. L'obiettivo rimane andare alle urne a novembre con il centrodestra unito. È Conte a ribadire che è inevitabile mettere dei paletti. Io a Treviso amministro col centrodestra unito, oggi in regione c'è il centrodestra unito e al governo c'è il centrodestra unito. È altrettanto vero che i modi fanno la differenza, quindi chi attacca si autoesclude, chi costruisce invece è ben accetto. Stati generali che sono serviti anche per dare spunti al delegato del partito incaricato di stilare il programma di governo regionale per i prossimi 5 anni per tutti, in testa l'autonomia del Veneto da Roma e del partito anche dagli alleati di governo. È stato il giorno della Lega dei sindaci e degli amministratori, quello di oggi a Treviso. Oltre 400 presenti a Santa Caterina che hanno comunicato a Tiziano Bembo ciò che ritengono essenziale faccia parte del programma del partito per il prossimo governo del Veneto, ad iniziare dai giovani che devono ritrovare l'entusiasmo per gli obiettivi. I giovani hanno ancora voglia di fare politica, basta solo dar loro la possibilità di lavorare, di esprimersi, di crescere e di coltivare quello che possono essere delle soluzioni a delle problematiche, portando anche una visione nuova. Visione che inevitabilmente si coniuga con autonomia e federalismo, soprattutto nei comuni a confine con regioni a statuto speciale. Avere l'autonomia significherebbe non avere più una concorrenza che può sembrare sleale. Quindi dal prossimo governatore del Veneto mi aspetto una lotta continua per l'autonomia, ma soprattutto essere vicini alla montagna e alle piccole comunità. Montagna come a Recoaro, dove l'intervento della regione è stato essenziale per rilanciare un territorio, anche con la Lega all'opposizione. A fare l'opposizione in un comune montano come Recoaro Terme non è un ruolo semplice. Il nostro ruolo è un ruolo costruttivo, è stato costruttivo soprattutto, voglio dire, nel
per quanto riguarda i progetti di rigenerazione economico e culturale del Paese. Progetti nuovi che sindaci ma anche amministratori di enti come gli ATER chiedono vengano sostenuti dal nuovo Consiglio e nuova Giunta regionale, ricordando che le aziende pubbliche devono stare sì in bilancio ma anche sostenere chi è in difficoltà. Bisogna combinare le due cose avendo coraggio e avendo anche il coraggio di cambiare a volte dei percorsi che sono stati fino a quel momento percorribili, sostenibili, ma che oggi non sono più. Regione che secondo i sindaci dovrà incalzare il governo sul tema province e città metropolitane. La città metropolitana, così come è stata pensata, non va bene. Pensi alle città metropolitane di Madrid piuttosto che di Parigi, piuttosto che di Berlino. Queste città metropolitane sono nate con una questione di aumento esponenziale della popolazione che andava gestita, perciò la gente ha chiesto un intervento politico per gestire queste situazioni, non che facciamo un intervento politico per poi avere un'idea su come gestirla. Provincia al posto di nuovi contenitori di comuni come le intese programmatiche d'area. Legittimo che sia intrapreso quella strada nel momento in cui le province sono state depotenziate, però i modelli che si sono succeduti a mio modo di vedere non sono così virtuosi. Temi e amministratori della Lega Veneta che ha voluto dimostrare la sua vitalità nei territori in un chiaro segnale politico agli alleati di Roma. Al di là delle percentuali politiche, oggi conta avere una classe dirigente preparata che conosca bene i territori e penso che la Lega oggi ancora una volta lo dimostri. Mario Conte ha detto meglio soli che mal accompagnati. Ah, certamente, insomma, abbiamo i numeri per fare le nostre scelte e le nostre corse anche in solitaria, quindi il Veneto resterà la Lega di sicuro. E in Veneto vedremo chi sarà il candidato governatore. Oggi tutti e tre i principali partiti di centrodestra, Fratelli d'Italia, Forza Italia e Lega, ambiscono a esprimerlo, ma a prescindere da questo i rapporti numerici tra i tre partiti cambieranno per noi decisamente in meglio. Lo ha detto a Verona Flavio Tosi, europarlamentare e coordinatore regionale di Forza Italia. Per Tosi le cose cambieranno in meglio per il suo partito, che oggi non è rappresentata in giunta e non esprime presidenti in commissione e in consiglio regionale. Il nostro consenso è in costante crescita, dice. Siamo passati dal 3,5% alle regionali del 2020 al 6,6% alle politiche del 22 fino al 9% delle europee del 24. Alle prossime regionali alzeremo ulteriormente abbondantemente l'asticella. E siamo ora alla cronaca. È morto a 35 anni in un incidente stradale in Croazia. È scattata la gara di solidarietà per aiutare la moglie e i figli piccoli di Andrea Zanin. Era in vacanza con gli amici motociclisti. Andrea Zanin, 35 anni, vittima di un incidente stradale in Croazia mentre era a bordo della sua Ducati multistrada. Residente a Moriago della Battaglia, Andrea lascia la moglie Elisa e i figli di 8 e 15 mesi. L'incidente domenica scorsa a Carlopago, in quello che doveva essere il suo viaggio di ritorno. Dopo un'ora di viaggio, l'impatto fatale. Sono stati gli amici, non vedendolo più dietro di loro, a fare marcia indietro e a testimoniare poi quanto accaduto. Moriago della Battaglia è oggi un paese in lutto. Un bravo ragazzo alla fine che fra l'altro aveva fatto famiglia. Io ho un ricordo anche particolare perché ormai sono passati diversi anni fa, sì, sono passati diversi anni, però lui aveva fatto anche uno stage in comune. Mi dispiace veramente tanto, soprattutto per la compagna e per i due figli che ora ha lasciato. Porto da parte dell'amministrazione, ma sono sicuro di fare le veci di tutta la comunità, di tutti i moriaghesi. Facciamo le nostre condoglianze alla famiglia, anche al papà e alla mamma che vivono a Moriago, e ci stringiamo un po' a loro. Ancora da chiarire le dinamiche del sinistro. Le indagini per ricostruire quanto accaduto sono in mano alla polizia croata. La salma non è ancora stata rimpatriata e di conseguenza il funerale non è ancora stato fissato. Avevo sentito già domenica il fratello Stefano, che appunto mi aveva avvisato di questo brutto incidente, e così avevo espresso che comunque con gli uffici, per quello che ci riguardava e ci era possibile, avremmo fatto di tutto. So che tra la giornata di giovedì e venerdì tra il comune e diciamo l'autorità croata c'è stato lo scambio di documenti e che adesso dovrebbe essere, insomma, a breve dovrebbe essere possibile rimpatriare la salma. Nelle scorse ore, quando si è diffusa la notizia della morte di Andrea Zanin, è scattata sui social la gara di solidarietà portata avanti dalla cugina della moglie, raccolti per ora più di 8.000 euro.
Non si svolgerà più al Parco San Giuliano a Mestre, ma agli impianti sportivi di Bonisiolo di Mogliano Veneto, dietro la chiesa, il picnic in ricordo di Alex Marangoni, il 26enne di Marcon, morto il 30 giugno scorso, di un anno fa, all'abbazia di Vidore, ritrovato 3 giorni dopo senza vita nel Piave. L'allerta meteo diramata per la giornata di domani ha spinto gli organizzatori, i genitori di Alex, Luca e Sabrina, a modificare la location dell'evento organizzato a 1 anno di distanza dalla morte del ragazzo. È avvenuta in circostanze che la famiglia continua a ritenere sospette. La procura sta ancora continuando a indagare, si attendono gli esiti degli esami tossicologici sul corpo del giovane. Un altro grave atto vandalico nel cimitero di Zerman, siamo a Mogliano Veneto, dove un raid notturno ha completamente distrutto i bagni che erano stati sistemati solo qualche anno fa. Un raid notturno, il secondo in pochi anni, dentro al cimitero di Zerman, ha lasciato i bagni, da poco ristrutturati, completamente inagibili. Fuoco, fiamme, tubi divelti, acqua lasciata scorrere, lumini lanciati ovunque a sfregio. Questo è quello che hanno trovato un paio di giorni fa dei cittadini che hanno varcato di buon mattino le porte del cimitero. Dopo la denuncia ai carabinieri, inevitabile porsi qualche domanda, dati anche i trascorsi del luogo. 10-12 anni fa si trovavano dei resti, sia all'interno che all'esterno, si trovavano dei resti che sembravano delle messe nere, fatte da sette, che questo è andato avanti un bel periodo di tempo. Ma resti umani? No, non resti umani, ma delle cose per terra che si presumeva fossero delle messe nere. Dopo è andato tutto calmo, 3-4 anni fa è successo che lo stesso sono entrati, hanno divelto tutti i sanitari, hanno fatto i loro bisogni prima e con i loro bisogni hanno fatto, come si può dire, un'opera d'arte nei muri, ecco, tanto per... Dopo la ristrutturazione da parte dell'amministrazione, le cose sembravano essere tornate a posto. È stata una sorpresa che per noi ormai è la normalità. Ci sono stati dei danni che si presume che siano danni da 8, 10, 12 mila euro, adesso vedremo, e quindi l'amministrazione si accollerà anche questa spesa, insomma, ecco. Quanto alle telecamere di sorveglianza, pare che in previsione dell'installazione di alcune nuove fotocellule, quelle vecchie siano state tolte. Quindi non c'è alcuna ripresa dell'episodio vandalico, anche se per quanto riguarda i responsabili, invece, un'idea c'è. Sì, ci sarebbe l'idea c'è, è anche ben precisa, però rimane un'idea ben precisa. Consistente sversamento di gasolio nel Sile preoccupa i residenti della zona di Via Alzai all'altezza di Fiera. Il fenomeno è visibile da circa una settimana. I vigili del fuoco sono intervenuti a più riprese posizionando barriere oleoassorbenti per contenere il problema. Dal canto suo il Comune sta indagando per capire l'origine dell'inquinante. Stiamo lavorando anche con ARPA per capire l'origine del sversamento, la sua natura chimica. È già avvenuto 3 volte questa settimana. Siamo sicuri che non è di origine dolosa, questo è certo, perché è sicuramente un troppo pieno probabilmente di un serbatoio. Stiamo cercando di capire da dove proviene e nei prossimi giorni avremo la soluzione. Ecco, esatto, perché sono fenomeni frequenti questi, vi trovate spesso con il Sile con fenomeni di questo genere, oppure è un po' un episodio isolato? No, li troviamo di frequente, specialmente negli ultimi anni, ma non in quella posizione, quindi non sul lato, diciamo, Fiera, ma soprattutto via lungo Sile Mattei, perché ci sono dei canali e conicoli sotterranei che probabilmente non si conoscono neanche, dove all'abbassamento o all'innalzamento del Sile può avvenire questo tipo di problema. In questo caso sicuramente è una cisterna, ma stiamo cercando di capire, primo, se il proprietario ne è a conoscenza e secondo, qual è l'origine esatta. Così dunque l'assessore all'ambiente vice sindaco di Treviso. Intanto, sempre in città, un gruppo di insegnanti ha portato una lettera in questura per denunciare la tragica situazione di Gaza, sulla cui crisi anche umanitaria l'Italia deve fare di più, anche in virtù dei trattati e degli obblighi internazionali di cui è parte. Siamo quindi qui per denunciare ciò che abbiamo visto. Abbiamo visto i corpi dei bambini straziati, gli arti amputati, i proiettili conficcati nel cuore e nel cervello, come attestato da numerosi medici internazionali in servizio a Gaza. Non rimanere indifferenti e assuefatti davanti alla violenza e ai crimini, ma denunciare, anche con un piccolo e simbolico gesto, come lo definiscono loro, lo sdegno di quello che sta avvenendo tutti i giorni in Medio Oriente.
Oltre a un centinaio di docenti del liceo Duca degli Abruzzi e degli insegnanti di pace della Castellana, ha consegnato una lettera alla Questura di Treviso perché si faccia portavoce presso il governo nazionale di un'istanza di rispetto del diritto internazionale e di quello umanitario e faccia arrivare gli aiuti nella striscia di Gaza, oltre a fermare le atrocità. Nulla giustifica la distruzione completa di un territorio, delle sue infrastrutture, dei campi coltivati, delle case, delle università e delle scuole, fino a rendere impossibile la vita in quell'ambiente. Nulla giustifica il bombardamento e la distruzione degli ospedali e del personale sanitario, anche in presenza di obiettivi militari. Nulla giustifica il blocco degli aiuti internazionali, la diffusione della fame e l'incarcerazione di chi cerca di superare questo blocco per portare cibo o medicine a Gaza, muovendosi in acque internazionali o in paesi limitrofi. Nulla giustifica lo spostamento forzato di una popolazione dal territorio in cui vive. Un gesto che non cambierà le cose forse, ma che si rende necessario perché il silenzio sarebbe complice. Quando l'intellettuale non ha più armi, non ci resta altro che leggere un testo e fare una denuncia, ma non sappiamo davvero capire questa cattiveria diffusa in questo momento. Chiaramente il Questore di Treviso non ha potere giurisdizionale su quello che sta accadendo in Israele e in Palestina, però quello che chiediamo è che le autorità italiane che sono rappresentate qui dalla Questura si facciano carico di questa richiesta. Questo è quello che vorremmo. Noi andiamo in pubblicità tra poco. Tornati in diretta, proseguiamo con le notizie. Oggi sono cominciati i saldi, vediamo com'è andata a Treviso. Tantissima gente, in realtà oggi è iniziata anche molto bene, quindi siamo contentissimi di come è iniziata e continuiamo carichi insomma per questi saldi. Molto meglio dell'anno scorso, quindi siamo contenti perché non ci aspettavamo tutta questa gente, quindi bene. Bene, anzi benissimo, l'avvio dei saldi in città, complice una giornata meno bollente del solito, merce di qualità e offerte da cogliere al volo. Trevigiani turisti si sono mossi di buon mattino per fare acquisti. Guardo un po' sia il prima che il dopo, ecco, poi se trovo qualcosa di conveniente comunque compro, sì, quello sì. Beh, abbiamo già comprato qualcosa. E un regalo di compleanno per lei, pantalone e una camicetta, e adesso stiamo cercando un regalo di compleanno per me. C'è sempre qualcosa di interessante, di utile, anche nei saldi. Abbigliamento e scarpe tra gli oggetti preferiti, ma anche costumi per il mare o cose per le ferie imminenti, anche se non sempre oggi gli acquisti sono legati ai saldi, dato che le promozioni sono attive tutto l'anno. Siamo in partenza per le ferie, quindi ci prepariamo. Perfetto, quindi cosa avete comprato? Ma niente di che, più che altro cose per il mare. Vino. Completi, sì, estivi. Adesso diciamo che negli ultimi anni le promozioni non mancano mai, ecco. Gli sconti continueranno fino al 2 settembre con ribassi tra il 20 ed il 50%. La spesa media pro capite sarà di 228 euro per l'abbigliamento e 168 per borse e accessori, in linea con le previsioni dell'anno scorso. Quest'anno chi farà acquisti preferirà il negozio fisico nel 70% dei casi, solo il 31% si affiderà invece all'e-commerce. Siamo alla musica, Villa Guidini a Zero Branco, tutto esaurito per il concerto di Edoardo Bennato. Voci storiche e controcorrente del panorama italiano, una serata tra rock e blues, riflessione civile e gusto per la provocazione che da sempre contraddistingue il cantautore napoletano. Al parco di Villa Guidini a Zero Branco, tutto esaurito per il concerto di Edoardo Bennato. Come ricostruire la vostra torre, la torre di mamma, sempre più grande, sempre più alta. Concerto che si è tenuto nell'ambito del Festival di Villa Guidini. È un'iniziativa che noi abbiamo voluto portare avanti assieme all'organizzazione per cercare da una parte di far rivivere e rinascere il parco di Villa Guidini, che è la nostra perla, ma dall'altra anche di dimostrare che anche un paese come il nostro, un paese medio-piccolo, ha la possibilità di fare cultura a 360 gradi. Quanta fretta, ma dove corri, dove vai?
se ci ascolti per un momento capirai. Tanti ancora gli appuntamenti in programma. Questa seconda edizione del festival abbiamo voluto in qualche modo osare molto di più rispetto all'anno scorso. L'anno scorso abbiamo fatto 3 serate che erano andate molto bene, quest'anno siamo arrivati a 16. L'impatto è impressionante perché puntiamo insomma alla fine di questo evento ad arrivare ad avere 30.000 persone che vengono qua a Zero Branco. No, ti partirai. E oggi in municipio a Montebelluna si sono festeggiati i 75 anni di matrimonio di Clara Cairan e Leandro Ballestrin. Lei 93 anni, lui 96. Da sempre vivono nel colmello di San Gaetano, dove si sono conosciuti, fidanzati e poi sposati il 6 luglio del 1950. Insieme hanno cresciuto 7 figli e da sempre hanno partecipato alla vita della frazione, dalla fondazione del calcio San Gaetano all'animazione della Sagra di Paese fino all'impegno con gli anziani. Leandro e Clara hanno costruito molto più di una famiglia, hanno lasciato un segno profondo nella comunità e per questo l'assessore Maria Bortoletto, a nome di tutta la comunità di Montebelluna, ha consegnato una pergamena con queste semplici parole: un esempio di amore che dura una vita. Leandro e Clara rappresentano i valori fondanti della nostra città: famiglia, impegno, solidarietà. A nome di tutta l'amministrazione le nostre più sentite congratulazioni e dunque buon anniversario a Leandro e Clara. Con questo noi passiamo alle notizie dal Bellunese. Una quozione in alta quota, tanto è bastato questo pomeriggio per far smuovere l'ennesima colata di detriti dalla Croda Marcora. Fortunatamente un fenomeno di dimensioni limitate, il materiale confluito nel canale non ha interessato la 51 di Alemagna, un segnale che invita a tenere la guardia alta, specie dopo la decisione di chiudere e poi riaprire in meno di 36 ore la statale, un cambio repentino che ha sollevato dubbi e ha spinto l'associazione Altvelox a presentare un esposto al governo. Stavolta non c'entrano le multe combinate dagli autovelox, questa volta l'associazione Altvelox alza il tiro e si rivolge direttamente alla Presidente del Consiglio dei Ministri e ai Ministri di Interno e Trasporti perché interrogativi pesanti emergono dopo la decisione repentina di chiudere per almeno 15 giorni e in meno di 36 ore di riaprirla la 51 di Alemagna, tuttora interdetta al traffico a Dogana Vecchia, dove un'enorme colata di detriti ha invaso la strada. La rapidità con cui è stata smentita una decisione così drastica ma motivata da indiscutibili esigenze di sicurezza pubblica, scrive Altvelox, solleva interrogativi sulla coerenza e sull'adeguatezza dell'analisi tecnico-istituzionale compiuta in sede prefettizia. Carta e penna alla mano, alla Presidente Meloni, ai Ministri Nordio e Salvini si chiede di sapere cosa è cambiato in 48 ore nella valutazione del rischio e se il prefetto ha deciso in autonomia o ha subito pressioni politiche. Nel mirino dell'Associazione Nazionale Tutela Utenti della Strada anche la mancanza di un piano di sicurezza viaria obbligatorio per legge, ma mai adottato né dalla provincia di Belluno né dal comune di Cortina. Un vuoto normativo grave, dicono da Altvelox, in un'area montana fragile, frequentata da turisti e soggetta a frane, soprattutto in vista delle Olimpiadi Milano-Cortina 2026. Per questo Altvelox ha annunciato una denuncia querela contro i vertici provinciali e ANAS, chiedendo che la magistratura accerti eventuali responsabilità per condotte che potrebbero avere messo a rischio la sicurezza pubblica nella provincia di Belluno. Una rapina in pieno giorno nel parcheggio del supermercato Lidl a Feltre, protagonisti 3 giovanissimi. È accaduto tutto in pochi minuti giovedì pomeriggio nel parcheggio del supermercato Lidl in viale Montegrappa a Feltre, alle 15:30 circa, quando un giovane in compagnia di 2 amici viene avvicinato da un gruppetto di 3 ragazzi. Il loro atteggiamento è minaccioso, gli intimano di aprire lo zaino. Uno di loro fruga tra gli oggetti personali del ragazzo, scorge un paio di cuffiette Bluetooth, le afferra e le passa al compagno. Raggiunto l'obiettivo, i 3 si allontanano a piedi, ma la prontezza della vittima è decisiva. Il malcapitato chiama subito il 112 e senza perdere di vista i ragazzi li segue a distanza fornendo indicazioni utili ai militari.
Una segnalazione fondamentale. I carabinieri della compagnia di Feltre intercettano il gruppetto in men che non si dica. I ragazzi tentano goffamente di darsi alla fuga, ma vengono bloccati e portati in caserma. Dopo le formalità di rito, i 3, 2 dei quali minorenni, vengono arrestati con l'accusa di rapina in concorso e la magistratura sta vagliando la loro posizione. Le cuffie sono state recuperate e restituite al proprietario. La vicenda ha destato sconcerto, pur non risultando un caso isolato anche per la giovane età degli aggressori. Un controllo di routine si è trasformato in un arresto per spaccio. Siamo a Cortina. Più pubblico hai, più appetiti scateni, e le stagioni turistiche inverno e estate coincidono con l'aumento di domanda e offerta di droga. Cortina da un pezzo non fa eccezione. Mercoledì sera, durante un normale pattugliamento, una volante del commissariato di Largo Poste ha notato un giovane uomo alla fermata dell'autobus. Agitato, nervoso, guardava continuamente attorno a sé. Gli agenti hanno deciso di fermarlo e sottoporlo a controllo e avevano ragione. Nelle sue tasche 36 bustine di marijuana già confezionate per lo spaccio. La perquisizione è poi proseguita nel suo domicilio. Il trentenne italiano di origine venezuelana è lavoratore stagionale in una baita. Perquisizione a domicilio dunque e nella sua auto. Lì il quadro è diventato ancora più chiaro. Mezzo chilo di marijuana, 1.600 euro in contanti e materiale per il confezionamento delle dosi. Il trentenne è stato perciò arrestato in flagranza con l'accusa di detenzione ai fini di spaccio di droga. Un risultato significativo che arriva a pochi giorni dal potenziamento del commissariato. 7 nuovi agenti in forza alla Polizia di Stato operativi sul territorio. Il capo della Polizia Pisani ha avuto un occhio di riguardo per l'intera provincia, dando un aumento sia alla questura con 7 nuovi agenti, sia al commissariato di Cortina. Il commissariato di Cortina ovviamente in previsione già dell'evento olimpico per permettere poi ai ragazzi di prendere cognizione del territorio, sia dal punto di vista morfologico sia per ambientarsi un po'. E penso che qualche altro rinforzo arriverà poi anche a fine anno. E dunque a Cortina si rafforza la percezione di un territorio più controllato grazie a una presenza più visibile e capillare delle forze dell'ordine. Noi abbiamo la criticità di avere sempre delinquenti che vengono da fuori, i cosiddetti trasfertisti, quelli locali sono curati giornalmente. E dobbiamo fare anche capire a chi viene da fuori che la provincia non solo è monitorata benissimo, questo lo dico a 360 gradi anche con l'intervento dei carabinieri e della finanza, ma che la risposta è immediata. E si è conclusa la consegna delle mobile home del villaggio olimpico e paralimpico di Cortina. Ora in allestimento la struttura che ospiterà la mensa e la cucina e a giorni saranno completati i pavimenti e i pareti. Nel frattempo stanno prendendo forma gli allestimenti dell'ingresso principale della zona sud, che è similare per tipologia ad altre 2 strutture principali per gli uffici, palestra, sale riunioni e ambulatori. Simico ha espresso soddisfazione per il rispetto del cronoprogramma e l'impegno senza soluzione di continuità. Corse saltate, tagli ad autobus e corriere, parte dai giovani la vigilanza sulla qualità del trasporto pubblico locale. Sulle corse saltate di Dolomiti Bus potrebbe incombere una penale. A dirlo è il contratto di servizio tra l'ente provincia e la società di trasporto pubblico, in una clausola che impone il pagamento di una somma compresa tra i 25 e i 300 euro per ogni corsa programmata non effettuata. Questione questa che ha suscitato l'interesse del gruppo politico Giovani e Futuro, che in una lettera indirizzata a Palazzo Piloni ha interrogato presidente e consigliere delegato ai trasporti in merito all'adempienza al proprio dovere di vigilanza, oltre che sullo stato di riscossione degli importi dovuti a partire dal 2023. La risposta è stata vaga perché affermano che stanno provvedendo all'istruttoria per capire se ci sono oppure no delle sanzioni da erogare. Io credo che gli utenti del servizio sappiano quante corse sono saltate nel 2023 e quindi che sappiano benissimo quali sono le sanzioni da erogare alla società. E lo sanno bene anche gli abitanti delle terre alte, da tempo alle prese con tagli e di servizi che obbligano residenti e turisti a delle vere e proprie odissee. Un primo passo è stato fatto con il ripristino della corsa pomeridiana Santo Stefano-Padola, ma sono ancora molti i nodi da sciogliere. È un primo passo sicuramente positivo che accolgo con gran piacere, però non è ancora sufficiente. Tutta la fascia oraria mattutina dalle 7.35 alle 12.26 è ancora completamente sguarnita di corse, quindi la società riveda questa posizione e ascolti il territorio che chiede ormai da tanto tempo il ripristino di una linea veramente efficace ed efficiente. Parallelamente, sempre dai giovani, questa volta
svolta di Generazione Europa è partito il sondaggio di valutazione qualitativa del servizio di trasporto. Oltre 700 i sottoscriventi all'attivo per evidenziare le criticità del trasporto urbano e provinciale. L'obiettivo è quello di potenziare il sistema del trasporto pubblico locale, soprattutto nell'orario di punta. Ci aspettiamo che innanzitutto l'ente provincia ci ascolti, che dia delle risposte concrete e pragmatiche alle nostre richieste, alle richieste dei cittadini. Si chiude così il telegiornale, grazie per averci seguito fino a qui, a tutti l'augurio di una buona serata, arrivederci.